Si è parlato di informazione, quella che ci manca all'incontro organizzato all'Aula Magna dell'Ateneo Veneto per ricordare il giornalista Giorgio Lago, scomparso 2 anni fa. Davanti ad un pubblico di colleghi, amici ed anche lettori, relatori che lo hanno conosciuto, che hanno collaborato con lui, come l'imprenditore Mario Carraro, lo scrittore Ilvo Diamanti, il sindaco di Venezia Massimo Cacciari, i giornalisti Paolo Possamai e Roberto Papetti. Un ricordo unico dell'uomo e del giornalista. Questa sua capacità di sentire, di interpretare, di dar voce resta per il momento unica e inimitata, e quello è quello che manca innanzitutto. Il facchino del Nord-Est venne chiamato Giorgio Lago per quel suo impegno a portare qualcosa alla sua comunità. Ricordarlo significa percorrere un arco di tempo che va dagli anni 70 all'inizio del terzo millennio. È lo sviluppo del Nord-Est di cui Lago fu l'interprete più acuto. Ha fatto del Nord-Est una capitale, la capitale dell'economia di piccola impresa, la capitale di coloro che erano poveri e erano diventati ricchi con il loro lavoro. Cosa ci manca? Ci manca, direi, l'orgoglio, la dignità di chi svolge questo ruolo a testa alta